registrando, i microfoni ok, sono partiti, stanno registrando, vai pure. Ciao a tutti, io sono Monica E io sono Valeria. Oggi registriamo l'ultima puntata di questa mini web serie che abbiamo ideato per raccontarvi come abbiamo organizzato e realizzato in passato il primo raduno regionale Fiat 500 Città di Terralba e il primo club Fiat 500 i 500 Osti. Nelle puntate precedenti vi abbiamo raccontato tutta l'organizzazione dall'idea del club fino appunto al primo raduno, e oggi riepiloghiamo un po' quello che avevamo detto e poi vi raccontiamo dal secondo raduno in poi. Allora, l'altra volta abbiamo raccontato l'organizzazione burocratica, la ricerca degli sponsor, quanto risultasse per la gente un'idea bislacca e tutte le vicissitudini dell'organizzazione. Il raduno fu un successo incredibile, quindi noi già, non dico dal giorno dopo, ma quasi, avevamo iniziato a pensare all'organizzazione del secondo raduno. Quindi, ricominciare. Forse la prima cosa è stata la ricerca degli sponsor. Per fortuna però questa volta, era il nostro merito, questa volta gli sponsor sapevano cosa stavamo andando a proporre, non una cosa astratta come la prima volta, che qui non si era mai visto, qui in Sardegna non si era mai visto una cosa del genere. Quindi facciamo la ricerca degli sponsor, grandi e piccoli, main sponsor sempre William, la concessionaria, la stessa location, quindi nel loro piazzale, poi tutte le autorizzazioni burocratiche e anche quella volta chiedemmo un contributo all'assessorato allo sport, Che l'anno prima non ci aveva dato niente, con la scusa che il primo anno non si dà niente. Non è vero. Comunque ci diede 500.000 lire. 500.000 lire che coprirono la spesa forse dei volantini. Perché ricordiamo che le spese dei raduni erano i manifesti, i volantini, le magliette, tutto il pranzo, Le marche da bollo, i viaggi a Oristano per tutto quello che serviva tra questura eccetera, e poi il grafico, era tutto Oristano. Stiamo parlando del 1996. Sì, vai avanti però, dai. Parliamo della prima miglioria che abbiamo fatto al raduno. Allora, prima miglioria, vuoi parlare subito del pranzo? Sì. Allora, il pranzo, se avete visto le puntate precedenti, ricorderete che il primo anno c'era il pack lunch, cioè 2 panini Con salame. 2 panini con salame e una bottiglia d'acqua, non mi ricordo. O una bibita, sì. Il secondo anno avevamo deciso di fare un pranzo più strutturato e quindi la nostra squadra di cuochi familiari si cimentò in un menù diverso, quindi mallo redusu alla campidanese e polpette. Cosa vuol dire? Che queste polpette bisognava farle per chissà quante persone. Alla fine nostra mamma, nostra zia e le sue 2 figlie, che all'epoca erano ragazzine, si cimentarono in una fabbrica di polpette. Alla fine fecero 1111 polpette. Le hanno contate, capito? Cioè. Beh, rimasto ci aspettavamo, questo numero. visto che l'anno prima erano arrivate 80 macchine con più o meno 160-180 persone, ci aspettavamo un bel po' di persone in più, poi davamo 5 polpette a testa, non mi ricordo quello. 4 polpette a testa, non mi ricordo. E comunque alla fine arrivarono 130 macchine. 130 Fiat 500 in corteo. Quindi almeno 260 persone, più le aggiunte, perché c'era chi veniva proprio a macchina piena, 4 persone, perché comitive, tipo una famiglia di 4 persone, 4 amici, era diventata una festa enorme per tutti. E poi adesso devi parlare del nostro database. Certo. Allora, il primo anno avevamo fatto compilare le schede di iscrizione
e da lì potevamo prendere tutti i dati per ricontattare le persone l'anno successivo. All'epoca non c'erano tutti i problemi che ci sono oggi con la tutela della privacy, eccetera. E quindi, anzi, alla gente faceva piacere che li ricontattassimo. Quindi una parte dell'organizzazione fu proprio questa, chiamare da casa dei nostri genitori 130 persone per informarli, Non 130, non 130 80 dell'anno prima. sì, 80, per informarli che anche quest'anno avremmo fatto il raduno. Li chiamavamo forse un mese prima, appena avevamo la data chiamavamo. E E quindi- quindi da lì avevamo già uno zoccolo duro di... Per non saperne leggere né scrivere né di marketing né di customer relationship management né di qualsiasi altro tipo di rapporto col, tra virgolette, cliente, eravamo state in grado di eravamo state lungimiranti perché appunto avevamo creato il nostro database che allora non veniva, come lo chiamavamo? Lo schedario, il raccoglitore, non mi non mi ricordo. ricordo, le schede di iscrizione. che esiste ancora, per oggi non ce l'abbiamo. E avevamo formato appunto il nostro database che effettivamente diede i suoi frutti perché arrivarono 130 persone, 130 auto, quindi effettivamente funzionò, quella pubblicità funzionò. Se il primo anno fu difficile piazzare 80 macchine nel piazzale della concessionaria William, l'anno dopo fu ancora più difficile, ma se non ricordo male, avevano liberato un altro Sì, pezzo sì. qualche giorno prima del raduno, avevano avuto l'intelligenza e la lungimiranza di liberare un altro pezzo in fondo perché evidentemente memory dell'anno prima. Quindi siamo riusciti a piazzare le 130 macchine. A un certo punto arriva l'ora fatidica della partenza e quindi si passa a dire a tutti stiamo per partire col megafono e da lì partimmo. Sicuramente anche quell'anno c'era l'auto di William davanti Sì, perché sì, apriva sì, il sì. corteo. Ogni Adesso anno non ce mi n'era ricordo una. che Non mi ricordo macchina se quell'anno era la Fiat Bravo, la Brava, un anno avevamo la Fiat Bravo e la Brava, apertura e chiusura del corteo, sì, turma. però non mi ricordo che anno fosse. E Ok. forse col secondo raduno abbiamo finito. Abbiamo il volantino del secondo raduno? Sì. Sì, questo era il volantino del secondo raduno. Bicolore. Era- Eravamo cresciute. Sì. Passiamo al terzo raduno. Il terzo raduno che si svolse... Aspetta. Abbiamo la maglietta? Abbiamo la maglietta direttamente dal nostro archivio, senza incontrare un ferro da stiro, dalla me. Abbiamo la maglietta del secondo raduno. Ok. Certo, senza incontrare Ferro da Stiro perché qua è direttamente dall'archivio. Certo, l'ho detto. Ma dico proprio dall'armadio. Il terzo raduno purtroppo risentì di un fenomeno sul quale non potevamo avere nessun controllo. Nel 1997 vennero introdotti gli incentivi pubblici alla rottamazione delle auto più vecchie e inquinanti in favore dell'acquisto di auto nuove. Chi teneva la 500 solo perché non poteva permettersene un'altra versò la 500 per comprarsi la macchina nuova, quindi purtroppo in quel modo molti esemplari finirono allo sfasciacarrozze. Chi ci teneva di più non la versò, a chi poteva farlo, insomma. Questa ecatombe comportò un calo delle vetture partecipanti che dalle 130 dell'anno prima scesero a 90. Ma vedendo come sono andate le cose negli anni, io penso che molte si siano salvate anche perché grazie al raduno si era creata una specie di... si è svegliato un nuovo interesse per la 500 e chi poteva la restaurava, ma ci furono anche nuovi ragazzi che iniziarono a cercare le 500 per comprarsele perché proprio se ne innamorarono. Non dico che abbiamo salvato il mondo, però di certo abbiamo dato un nuovo impulso, abbiamo dato un aiuto a risvegliare l'attenzione sulla 500 e l'amore sulla 500, che appunto sulle 500 che si salvarono e videro giorni migliori. Comunque il terzo raduno ebbe la novità del gadget, un fantastico portachiavi a forma di quadrifoglio. Si vede anche il design degli anni 90, no? Sì. Praticamente tutti facevano questo tipo di
di portachiavi di spugna. Poi fu una bellissima festa, anche se macchiata da un neo, perché non tutte le ciambelle escono col buco. Purtroppo durante il corteo un radunista si mise a fare lo spiritoso, andare avanti e indietro con la sua macchina, cioè mentre il corteo procedeva lui si divertiva a rallentare e poi accelerare, fare delle accelerate lunghe. Solo che questo gioco gli andò bene finché poi la macchina di fronte a lui non rimase ferma e lui andò addosso a una macchina che andò addosso a un'altra macchina di fronte, quindi quella che era in mezzo rimase schiacciata. Tra l'altro ci dissero che era appena stata ritirata dalla carrozzeria, quindi il danno fu grande e alcune persone andarono anche al pronto soccorso. E per noi fu una cosa terrificante perché non avevamo ancora il cellulare. Poi riuscimmo ad avere notizie certe dopo diverse ore e comunque insomma era andato, cioè non era morto nessuno, però ci aveva rovinato la giornata. Sicuramente non erano contenti quelli che erano andati al pronto soccorso, quelli che avevano perso la macchina, ma cosa ci vuoi fare? In mezzo a tante persone uno un po' così lo becchi, no? Poi questo fu l'anno di un ospite gradita, un signore di Macomer. Gradito? No, gradita perché lei era l'ospite. Un signore di Macomer ci chiamò per chiedere se per caso erano messe anche le 500, le bianchine. E noi lo accogliamo ben volentieri. Arrivò con la sua bianchina rossa cabrio. Per i più giovani possiamo dire che la bianchina è la macchina di Lolita Lobosco, solo che quella del nostro amico di Macomer era completamente scabriolabile. Invece quella di Lolita ha la parte bianca fissa. Questo signore, che era anche un bravissimo fotografo, che infatti realizzò per noi, cioè ci regalò un bellissimo servizio fotografico a noi tre, a me, Monica e nostra sorella Claudia, con la 500 anche, fece una cosa. Sapendo che avrebbe vinto il premio per il conducente più anziano, compilò l'età sbagliata, anziché scrivere che era del 25 scrisse che era del 75, praticamente il nostro coetaneo, non l'avremmo mai potuto scoprire. E così per tutti gli altri raduni dove aveva partecipato, anche fino al perché 10°. noi per decretare vincitore guardavamo, non è che guardavamo nome e data, Ma tanto non l'avremmo anno. riconosciuto perché il nome non l'avevamo ancora imparato, quindi Sì, proprio però fregato in pieno. Vabbè, se avessimo visto che aveva una bianchina avremmo capito che era lui, però non c'era la possibilità. Invece noi guardavamo anno. Sì. E poi, tra l'altro, ci fu una particolarità, una signora di Villa Urbana vinse il premio per il conducente più anziano, ed era una signora di Villa Urbana che aveva quasi 70 anni, che venne da sola al raduno, cioè ci teneva così tanto che venne da sola, non aveva trovato compagnia, vada da sola, e ci faceva molto piacere. Detta oggi, quasi 70 anni venne da sola, sembra anche una cosa normale, è vero. non era minimamente normale. 30 anni fa era proprio strano. Arriviamo al quarto raduno, cerco subito il volantino. Allora, il quarto raduno, non mancò il solito sponsor, anche quell'anno. Allora, se quello era il volantino, questo era il manifesto. Quell'anno si occupò della grafica, che poi anche il terzo, se non sbaglio, l'ha fatto Gigi. Sì, ma quell'anno gli avevamo passato tutta la questione grafica l'aveva fatta Gigi e Paolo. 2 grafici che poi sono diventati nostri amici. Dammi la maglietta. E quindi il leitmotiv, insomma, di quell'anno era Andy Warhol. Sì, ma segui il copione. Allora, quell'anno un assessore di Oristano ci propose di fare il raduno a Oristano. A noi l'idea piaceva. Nostro padre non era molto d'accordo e in qualche modo poteva anche avere ragione, perché secondo lui se l'avessimo fatta anche a Oristano si sarebbe inflazionato l'evento e quindi magari poi a Terralba avremmo avuto meno partecipazione al raduno di Terralba. Però poi noi avevamo accettato perché ci piaceva molto l'idea di fare il raduno a Oristano, che alla fine è la nostra città,
Noi abbiamo passato l'infanzia a Oristano, quindi è la nostra città. Era il 17 maggio 1998, quindi primavera, e poi in autunno si svolse normalmente il nostro di Terralba. Ci trovammo al parcheggio di Via Mariano. Successe che allora all'epoca 98 c'erano i cellulari. Sì. E arrivò una chiamata perché c'era un radunista in panne e quindi qualcuno andò a soccorrerlo per permettergli di arrivare in tempo al raduno. La cosa bella era anche che da un anno all'altro si creavano amicizie, quindi rapporti, c'erano radunisti che erano in buoni rapporti tra loro e si ritrovavano ogni anno, e quindi anche questo gesto di andare a recuperare il pilota in panne, il cinquecentista in panne, faceva parte del bel clima che si era creato. Partimmo per il corteo e quella volta si finì a Torre Grande. A Torre Grande si svolse il pranzo, quella volta non potemmo... Prima facemmo il giro di diversi rioni di Oristano, Ah, perché sì, il sì, corteo, anziché andare nei vari paesi, questa volta rimase dentro Oristano, appunto per toccare diversi rioni, per poi arrivare a Torre Grande. A Torre Grande quella volta non avevamo potuto avere la nostra squadra di cuochi provetti e quindi ci eravamo appoggiati a un catering, quindi sul pranzo non ci sono curiosità, diciamo, da dire. E pranzammo sul lungomare. Sì, Sul praticamente lungomare, davanti alla torre e sul lungomare. Passiamo al quinto raduno. Allora, Quinto il raduno. quinto raduno aveva la foto del raduno di Garlanda. Per chi non ha visto le puntate precedenti, Garlanda è il posto dal quale praticamente noi abbiamo preso l'idea per fare il raduno in Sardegna. Garlanda è in Liguria. Allora, quell'anno avevamo due magliette. La bianca La bianca, che era per i radunisti, e la nera, che era per gli organizzatori. Quell'anno avevamo pensato di distinguerci anche per una cosa visiva tra di noi. Per anche provarci quest'anno, subito. anche a Oristano avevamo fatto la maglietta diversa. Però cosa succedeva? Che i radunisti volevano sempre la nostra maglietta, che fosse gialla, che fosse nera, volevano sempre la maglietta diversa, la maglietta dello staff. Allora, del quinto raduno non ci sono grandi cose da dire. Possiamo magari fare una carrellata con i volantini. Il quinto raduno che data era? Non me lo ricordo. Quinto raduno, 18 ottobre 98. Ok, poi il sesto raduno, sempre ottobre, il periodo era sempre questo. Non abbiamo la maglietta di quello, non fa niente. Poi il settimo raduno, sai che non mi ricordo il volantino, tanto lo Settimo metterai raduno tu. avevamo fatto gli adesivi come gadget. Ah, sì. Allora, prima facciamo vedere il sesto. Il sesto raduno e il settimo che era la stessa cosa ma col 7. Eh sì. Vabbè, abbiamo regalato anche quelli tondi fustellati che adesso non abbiamo, però perché li abbiamo Poi regalati. l'ottavo raduno mostrerai il volantino. Il nono raduno era questo. Sempre Praticamente un raduno sulla maglietta, un corteo di 500 sulla maglietta. un raduno che poi era il mio disegno del logo delle 500, sì. del club Fiat 500, il 500 sti che era moltiplicato, era sempre la stessa macchina. Per il decimo raduno ma questo lo voglio dire dopo, dai, del decimo parliamo raduno. dei cloni. Possiamo parlare dei cloni. I cloni. Cosa sono i cloni? Nel frattempo, da un anno all'altro, in tutta la Sardegna nascevano club e raduni, organizzati da persone che erano state radunisti da noi e da noi avevano imparato. Nei volantini c'erano programmi copiati per filo e per segno, perfino nel testo del volantino, proprio parola per parola. Questo, vabbè, voleva dire che il nostro era scritto bene. Insomma, l'idea piacque così tanto che si crearono molti cloni. E meno male che per il raduno oristanese eravamo indecise se farlo per non influenzare la manifestazione. Inflazionare.
Cosa ho detto? Influenzare. Inflazionare. Ma ci penseranno altri ad inflazionarla. A noi rimane il merito di essere state le prime a pensare e realizzare l'idea di un club Fiat 500 in terra sarda, ma anche di averlo insegnato direttamente o indirettamente a chi l'ha fatto dopo di noi. Tutte persone di una certa età, nessuno giovane, cioè tutta gente che aveva almeno 15 anni più di noi. Persone non sempre trasparenti, ma di questo non parleremo perché siamo due signori, quindi non c'è bisogno di andare a raccontare anche questo. Quindi appunto ci furono 10 edizioni. Come abbiamo già detto, per ogni edizione facciamo piccole migliorie, piccole grandi migliorie da un anno all'altro, nuovi adesivi, nuovi gadget, nuovi menu perché abbiamo modificato anche il menu qualche volta, itinerari diversi e nuove location, perché anche il corteo non cambiava i paesi. Una volta abbiamo anche cambiato, diverse volte abbiamo cambiato anche il luogo di arrivo e del pranzo. Un'altra curiosità, siccome eravamo molto giovani, ma il nostro aspetto dimostrava anche meno dei 20 anni effettivi, molte persone si erano fatte l'idea che noi fossimo le figlie del proprietario della concessionaria, che magari non avendo niente da fare si erano inventate questa cosa, un evento per portare clienti al proprio salone. E comunque per pubblicizzare. Per pubblicizzare il salone del padre, ma il nostro padre si chiama Gianfranco e non era il proprietario della... Benché sia stato un grosso sponsor effettivamente, perché anticipavamo da lui le telefonate, le facevamo da casa nostra e insomma il grande sponsor è stato anche il nostro padre, ma in cambio di niente. L'ultima curiosità sul volantino della 10ª edizione, che adesso inseriamo, ci siamo presi il gusto di inserire la nostra caricatura, che è una caricatura che Alessio Bax ci fece, cogliendo benissimo le nostre personalità o comunque anche il nostro modo di apparire. Per esempio a me ha messo il mitra, ma perché io sembro sempre più musona, sempre più pericolosa, ma in realtà... a me ha messo l'abito da sera. Io in realtà io sono simpaticissima. E siccome nella caricatura ci fece insieme alla Fiat 500 ovviamente, allora ci prendiamo il gusto di mettere noi stesse sul volantino. Perché in fin dei conti ce lo meritavamo, perché no? E quella era anche l'edizione della chiusura. Avevamo Sì. deciso che avremmo fatto il 10° e poi non ne avremmo fatto più. La 10ª e ultima edizione si svolse nel novembre 2003, cioè nello stesso anno in cui aprimmo la nostra ditta di organizzazione eventi, foto e video. E i tempi erano maturi per salutare la nostra creatura ed impegnarci a tempo pieno nel lavoro. È stata una bellissima avventura in cui abbiamo imparato a organizzare un evento con grande cura e soprattutto con pochi soldi. Lo so che potrebbe sembrare un po' grezzo fare riferimento ogni volta ai soldi, però mi va di parlarne perché penso che sia importante imparare a fare le nozze coi fichi secchi o tirare fuori il sangue dalle rape, vedete quale preferite, perché quando impari con pochi mezzi, poi una volta che hai più mezzi riesci comunque a organizzare in maniera sempre oculata e senza sprechi. Chiudiamo. Parlando delle amicizie, una volta diverse persone si affezionarono a noi, addirittura una volta un signore arrivò con le capigliette dal suo paese, ci portò un vassoio di capigliette e ci fece una bellissima sorpresa. Insomma, ogni tanto arrivava un regalo. Ebbene, questo è stato il racconto della storia dei 500 Club Fiat 500 di Terralba e del raduno regionale Fiat 500 Città di Terralba. Abbiamo pensato che meritasse di essere raccontata anche come esempio di coraggio e resilienza di fronte a tanti ostacoli, perché credeteci, sono stati tantissimi. Sono stati molto più gli ostacoli che gli incoraggiamenti, Ovviamente, perché quando fai una cosa nuova e anche la voglia di affossarti che hanno molti viene fuori, pazienza, però noi abbiamo resistito. Quindi vi voglio presentare le nostre cinquecentine, le protagoniste della sigla.
in stop motion, realizzata da noi. Questa fu una piccola scultura che mi regalò Romeo Fais per il primo anno, infatti c'è scritto all'organizzazione. E queste sono due 500 da collezione, sì, fatta da Romeo. 2 500 da collezione, poi ho anche questa, Fiat Nuova 500 derivazione Abarth. Insomma, nella mia collezione ce ne sono diverse. Vi salutiamo. Quello volevi far vedere? Questa era praticamente la matrice dei volantini fotocopiata in A3 che poi ritagliavamo a forbici sicuramente, Sì, perché sì, non con le avevamo forbici, ancora non le forbici. l'attrezzo, e questo era per E coloravamo. sì, coloravamo, era per la ricerca di soci per il raduno. Se vi è piaciuto questo racconto scrivetecelo nei commenti, se avete partecipato a uno dei nostri raduni raccontatecelo. Finisce qui questa piccola web serie, vi salutiamo e chissà, vediamo cosa ci inventeremo per il prossimo video sul nostro canale YouTube, Le Gemelle Tronci. Non diciamo mai che abbiamo anche un canale Monica Tronci e un canale Valeria Tronci, dove praticamente pubblichiamo le cose, i video delle nostre esperienze da singole, diciamo, mentre quello da gemelle lo mettiamo qua. Quindi iscrivetevi Se volete rimanere aggiornati. Basta così, vi salutiamo. Ciao! ciao. Ciao!